Principalmente ci sono le grappe bianche. La grappa bianca perché per tradizione la grappa non ha bisogno di invecchiamento, quindi ha il colore suo tradizionale del distillato trasparente, a differenza di quello che accade con il whisky e con il brandy, che hanno invece bisogno di un lungo invecchiamento per poter affrontare il gusto del pubblico. Una parte anche della nostra grappa viene invecchiata, ma in minima parte. Poi noi facciamo le grappe di monovitigno, ovviamente con vitigni molto particolari ed aromatici come il moscato e il traminer, quindi non vale la pena certo fare la grappa di monovitigno con prosecco, con cose del genere. Quindi vinacce molto aromatiche che producono una grappa molto particolare. E per finire tutta una serie di infusi, perché mia nonna utilizzava gli infusi, la grappa appunto per conservare, che so, per conservare l'uva, per conservare le ciliegie, eccetera. Ci faceva un sacco di infusi. Sono nati così il nocino, l'erbaluigia, la ruta e tutta una serie di altri infusi, appunto tutti a base grappa, senza coloranti e senza l'uso di additivi chimici.